Ci chiamiamo Emanuela, Ilaria, veniamo da Rimini, facciamo parte del Canoa Club di Rimini e partecipiamo a Padova in Voga. Per la prima volta. Per la prima volta, nonostante sia la 9ª edizione. Mi chiamo Alberto, vengo da Verona insieme ad amico Mario e l'amico Pietro. Attraverseremo tutto il centro storico, passeremo sotto dei monumenti molto importanti della città di Padova. Padova in Voga, vi ricordo, non è solo una manifestazione sportiva, non è un giro in canoa e basta, è un modo per conoscere la storia e la cultura della città di Padova. Pertanto, grazie anche all'intervento e al contributo del FAI, Fondo Ambiente Italiano, ci sarà in alcuni punti strategici una guida, un'archeologa, una professionista. Mano fuori, piano. Ed è meraviglioso il fatto che si riparta dallo sport e dalla cultura, che sono due elementi fondamentali per Padova. Io dico che grazie a tutti quelli che hanno voglia di fare qualcosa per la nostra città, questa è una manifestazione storica, è bellissimo che Padova riparta da qui. Io vengo da Mestre, mi chiamo Barbara e appartengo al gruppo della Canottieri Mestre, del gruppo di Kayakando, che è il gruppo amatoriale del kayak. Ciao a tutti, noi siamo la Canottieri Adria, provenienti dalla provincia di Rovigo. Oggi ho partecipato a Padova in Voga per la prima volta, un bellissimo evento, unisce i valori dello sport, i valori della bellezza di Padova e l'amicizia. Lo consiglio anche per il prossimo anno e oggi poi il sole ci ha regalato una giornata meravigliosa. Buona giornata! Siamo simpatici, interessanti, vedi? Siamo qui in 6 quest'oggi, ci aspettiamo di passare una bella giornatina in compagnia e visto anche questo periodo un po' particolare, speranza di stare bene e divertirsi. Un saluto da Adria, ciao a tutti!
giornata all'insegna del divertimento, dello sport e dell'aggregazione. Siamo anche, cariche. E anche un po' di cultura, perché ci sarà la spiegazione. Esatto, e vogliamo vedere Padova. Siamo qui perché la manifestazione ci è sempre piaciuta, non è la prima volta che veniamo e quest'anno siamo felici ancora di più di esserlo perché post-Covid è la prima volta che facciamo kayak. Questa è un'opportunità bellissima per conoscere Padova da un altro punto di vista e vederla dall'acqua. Visitare le città con questo aspetto è bellissimo perché proprio non vedi il traffico, tutto, ti puoi godere benissimo i monumenti e quindi è una bellissima opportunità. Grazie Padova. Siamo a metà percorso, il primo punto di ristoro, e devo dire che sta andando bene. Sì, siamo un po' stanchette perché è la prima volta che ci confrontiamo con l'acqua piatta. Esatto, siamo abituati su un po' lunghezze del genere. Siamo abituati a farci portare dalla corrente, esatto. Un pochino, sì. Però molto interessante, molto bello il passaggio con la chiusa. Molto bello in sì. generale, tanti kayak, tante anche canoe. Sì. Cioè, eccolo. Lui è sempre parte della nostra associazione. Che è Open Canoe Open Mind, proveniamo da Treviso e non vediamo l'ora di conoscere anche tutti gli altri partecipanti di questa manifestazione. Io sono gli ultimi 40, no, avanzate, butta, finché che sì.
Tras, curva Aspetta sud che non si vede qua. Adriese, di Adria. Adria. Siamo qui a Padova in Voga 2020, nona edizione. Ho il piacere di presentarvi il mio grande amico Antonio Vassallo from Prato. Perché è un grande personaggio che sta nella sua zona valorizzando moltissimo, si sta veramente dando molto da fare per valorizzare in particolare un fiume del territorio toscano che è il Bisenzio, di cui adesso ci dirà qualcosa il nostro Antonio. Come diceva appunto Fabrizio, noi veniamo da Prato e abbiamo un fiume che non è importantissimo, però insomma ci permette di fare una buona navigazione anche con la canoa canadese. Da almeno 4 anni cerchiamo di promuovere e divulgare a nome dell'AICAN, Associazione Italiana Canoa Canadese, e in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Firenze, Prato e Pistoia, lo sport nautico sul fiume, in una città che non c'è tradizione canoistica. Quindi la cosa insomma è abbastanza difficile, ma diciamo che ce la stiamo facendo con calma, piano piano, cerchiamo di coinvolgere le persone a utilizzare il nostro fiume non solo vedendolo da un ponte, ma anche vivendolo direttamente nell'acqua. Do you wanna dance? Torri che ebbero proprio il disegno della scacchiera bianca e rossa, e ancora all'interno si trova il cosiddetto logo dei Carraresi, che è questo stilizzato carro con 4 ruote, e soprattutto le iniziali di Francesco da Carrara. Io ero già venuto un'altra edizione, per Walter invece la prima, e
Non ho niente da dire, quello che fa Fabrizio è veramente una cosa che riesce a unire la cultura e per voi anche la conoscenza della città di Padova e collegandoli insieme a un'attività sportiva che può essere il kayak. Perciò per me Fabrizio fa una cosa veramente incolombiabile, niente da dire, perfetto. Perfetta anche l'organizzazione. La manifestazione è stata organizzata benissimo e il tempo ci ha ovviamente aiutati. E passare per il centro di Padova è stato veramente emozionante. E rivederla trasformata e abbellita come lo è adesso è stato veramente incredibile. Io mi ricordo ancora la Specola, che adesso è Castello Carrarese, quando era carcere, quando dalla Riviera San Benedetto si vedevano i carcerati che lavoravano, che facevano le biciclette. Rivederla adesso come zona universitaria così valorizzata è stato veramente bello e spero che tutto il resto di Padova venga col tempo rivalorizzato e potuto godere dai padovani con delle manifestazioni a misura d'uomo e soprattutto rivalorizzando anche l'acqua, i suoi canali. Le mie amiche per l'addio al nubilato mi hanno regalato questa fantastica esperienza a Padova. Era una città dove non sono mai stata ed è bellissima, mi è piaciuta tantissimo e soprattutto con questa esperienza l'abbiamo vista sotto una veste particolare, diversa, che mi è piaciuto tanto vivere. Che vedere la città dall'acqua è sempre un'altra cosa che rivedere la stessa città dalle strade, dai marciapiedi, e si ha tutta un'altra prospettiva, tutta un'altra ottica e si vedono fisicamente cose diverse. C'è stato un grandissimo fermento, vedevo le persone molto soddisfatte e proprio felici in questo momento più che mai col Covid, come diceva appunto Alberto. La manifestazione ha avuto ancora un carattere più incisivo e più bello, più spettacolare. Veramente molto bella, da replicare. La mia prima volta, sono convinto che non sarà solo la prima. Veniamo da Milano ed è stato un viaggio speso bene.